Il sole entrava piano, accarezzando il banco di legno. Un uomo, con mani forti e sguardo buono, iniziava il giorno prima che il cielo si facesse chiaro. Era un lavoratore silenzioso, dal cuore profondo. Si chiamava Giuseppe. Ogni mattina prendeva la pialla, la sega, il martello. Il legno profumava di fatica e di pace. Le sue mani sapevano dare forma alla materia, con pazienza e amore. Il sudore gli scendeva sul volto, ma non c'era lamento, solo silenzio, solo dedizione. Nel piccolo laboratorio il rumore degli attrezzi si univa al battito del cuore. Non cercava ricchezza, non inseguiva il successo. Il suo tesoro viveva sotto il suo stesso tetto. Un bambino con occhi di cielo e una donna dal sorriso che consolava ogni stanchezza. Giuseppe lavorava con dolce fermezza. Ogni tavola lisciata, ogni chiodo piantato, ogni asse tagliata era un'offerta. Non alzava mai la voce, non cercava onori. Il suo mestiere era semplice, ma la sua anima era grande. Era un padre senza parole grandi, ma con gesti pieni d'amore. Ogni sera tornava a casa con le mani sporche di segatura e il cuore colmo di pace. Il bambino correva incontro a lui. La donna lo accoglieva con uno sguardo che parlava più del canto degli angeli. E allora anche la stanchezza si faceva dolce. Non si chiedeva mai perché dovesse faticare tanto. Non si sentiva meno degno per il suo lavoro. Era felice di servire con le mani colui che avrebbe salvato il mondo. Era fiero di dare da mangiare a Dio con il suo pane guadagnato con il sudore. A volte il cuore avrebbe voluto restare seduto accanto al bambino e ascoltare le sue parole, ma la sega lo chiamava, la pialla lo aspettava e lui andava, perché sapeva che anche quel lavoro era preghiera, era offerta, era amore. Il sabato chiudeva il laboratorio, si lavava le mani, si toglieva la polvere dal vestito e andava a pregare. Non dimenticava mai che ogni cosa ha un tempo. C'è il tempo per lavorare e c'è il tempo per lodare. E in entrambi i tempi si può amare Dio. Non si preoccupava del domani. Non aveva paura di restare senza nulla. Guardava gli uccelli volare nel cielo e sentiva la voce della provvidenza. Il suo cuore era libero dalla paura, saldo nella fiducia. Non desiderava palazzi, non invidiava chi aveva molto. Il suo sorriso era più ricco di ogni oro. La sua povertà era piena di luce. Ogni giorno alzava lo sguardo al cielo e ringraziava. Il suo esempio resta come luce sul sentiero di chi lavora. Insegnò che ogni mestiere, anche il più umile, può diventare preghiera. Ogni fatica, se offerta con amore, può salire al cielo come incenso. Chi lo vedeva, vedeva un uomo qualunque, ma in quelle mani callose c'era il segreto di un amore immenso. In quel cuore silenzioso ardeva una fiamma che non si spegne mai. Giuseppe, lavoratore giusto, padre silenzioso, servo fedele. Nessuna corona brillava sul suo capo, ma ogni suo gesto brillava agli occhi del cielo. E ogni giorno, mentre il sole saliva alto sopra Nazaret, il suono della sega si mescolava al respiro di una santità nascosta. Una santità che non grida, non appare, ma salva il mondo con il martello in mano e l'amore nel cuore.